Voglio essere cauta ed aspettare l'esito finale delle indagini, lo dichiara il sindaco di Noale dopo il sequestro di tonnellate di rifiuti contaminati in un'area in via Mestrina. Minacciava i dipendenti che sfruttava e li costringeva a condizioni di lavoro degradanti. Un imprenditore bengalese di 35 anni è finito in manette. I lavori di realizzazione della pedemontana proseguono con andamento regolare. Abbiamo già speso il 55% dell'investimento, ha precisato la responsabile del progetto che si è incontrata con gli investigatori delle Fiamme Gialle. Sciopero nazionale della sanità. A Padova la manifestazione regionale per denunciare tutte le difficoltà di un settore che, sostengono i manifestanti, ha subito troppi tagli. La produzione si ferma ed il tram di Mestre rimarrà senza pezzi di ricambio, autonomia fino al 2036, mentre AVM paga una rata di mutuo mensile di 455 milioni. Stadio, il presidente di Confindustria Venezia Marinese propone il coinvolgimento di tifosi, imprenditori e cittadini. Acquistando una burrina potranno contribuire alla realizzazione dell'opera. Ci attende un weekend instabile dal punto di vista del tempo. La costante sarà un cielo nuvoloso, nuove raffiche di vento a partire dalla prossima settimana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei TG di Antenna 3. In primo piano ancora il maxi sequestro da parte dei carabinieri forestali di rifiuti contaminati a Noale. Oggi parla il sindaco, voglio essere cauto ed aspettare l'esito finale delle indagini. L'ha dichiarato il primo cittadino dopo il sequestro di tonnellate di rifiuti contaminati. Sentiamo. All'indomani del sequestro cautelare di 280.000 tonnellate di rifiuti nelle due aree dell'azienda Cosmo Ambiente, tra cui Noale, oltre paese, interviene la prima cittadina della città dei Tempesta, che però si dice cauta. Premetto anche che proprio anche per la mia formazione personale attendo sempre le indagini ufficiali e gli esiti naturalmente di queste indagini. Quello che noi possiamo dire è che abbiamo già fatto richiesta all'ARPAV per avere dei dati aggiornati rispetto a quelli in nostro possesso. Ecco, l'azienda che noi naturalmente conosciamo bene, essendo un'azienda importante nel nostro territorio, ha obbligo per legge, come altre aziende del settore, di presentare annualmente un report delle loro attività ma anche delle loro emissioni. Loro hanno un automonitoraggio interno e questi dati vengono poi trasmessi, ripeto, annualmente e nella stessa veste al Comune, alla Città metropolitana e alla Regione Veneto, ed è quello che noi in questo momento abbiamo ufficialmente nelle nostre mani, questa relazione che per l'anno 2017 è stata presentata ad aprile 2018. Dati alla mano, dunque al momento non si riscontrerebbero anomalie, evidenzia Andreotti, eppure sembra che le operazioni effettuate dall'azienda consistessero nella miscelazione del materiale contaminato, principalmente metalli pesanti, con altri rifiuti, al fine di diluire gli inquinanti. Sul dato del 2018, se fosse vero che c'è stata qualche attività nel corso del 2018 e non abbiamo ancora il report, rimane il fatto che l'ARPAV comunque fa i suoi controlli, le sue campionature, e quindi vuol dire che insomma è successo qualcosa nelle maglie di tutto ciò. Ripeto, io mi sento molto cauta nel fare questo tipo di dichiarazioni. Mi attendo davvero di avere chiarimenti da parte di chi sta effettuando le indagini. Intanto sull'operazione è stata espressa soddisfazione da Lega Ambiente. Essendo una delle regioni con il più alto indice di produzione di rifiuti, tra 2 milioni e 4 di tonnellate urbani e quasi 14 di speciali, il rischio di operazioni illeciti orientate al mercato nero del riciclo è troppo alto, denuncia Legambiente. Secondo i dati dell'ultimo rapporto Ecomafia, infatti, nella nostra regione sono stati accertati 171 reati nel settore dei rifiuti, che hanno portato all'arresto di 7 persone e alla denuncia di 323. Treviso, la provincia più colpita, seguita da Venezia e Verona. Minacciava i dipendenti che sfruttava e costringeva a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni di vita degradanti. Arrestato un imprenditore bengalese di 35 anni, legale rappresentante di una società in subappalto di Fincantieri. È finito nei guai un imprenditore bengalese di 35 anni, legale rappresentante della Venice Group SRL, società con contratto di subappalto per Fincantieri, arrestato la scorsa notte dai carabinieri della stazione di Spinea, che hanno così concluso un'indagine per sfruttamento del lavoro e estorsione ai danni di 10 lavoratori suoi connazionali.
Secondo le risultanze delle indagini, l'uomo avrebbe costretto i suoi dipendenti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni di vita degradanti. Ai lavoratori non veniva consegnato il materiale antinfortunistico e venivano indotti al silenzio subendo quotidianamente minacce di licenziamento. La retribuzione avveniva attraverso il sistema della paga globale, con compensi nettamente inferiori rispetto al salario minimo nazionale, con orari mensili di 250 ore rispetto alle 170 previste da contratto, senza diritto a giorni di riposo e di ferie. In caso di licenziamento, i dipendenti avrebbero perso i requisiti per ottenere i documenti di soggiorno nel territorio nazionale. Fortunatamente alcuni dei lavoratori non si sono persi d'animo e a fronte dei soprusi quotidiani hanno denunciato il titolare ai carabinieri. Pare che da qualche mese l'imprenditore avesse avviato anche operazioni finalizzate alla dispersione del suo patrimonio, svendendo quasi tutti gli immobili di sua proprietà e cedendo alcune delle aziende a lui riconducibili. I lavori della realizzazione della pedemontana proseguono con andamento regolare, abbiamo già speso il 55% dell'investimento, ha precisato oggi la responsabile del progetto Elisabetta Pellegrini, che nel pomeriggio si è incontrata con gli investigatori delle Fiamme Gialle di Gorizia, a cui è stata garantita massima collaborazione sull'indagine relativa agli appalti truccati. Sentiamo. La Guardia di Finanza viene a prelevare della documentazione riguardante i subappalti della pedemontana. Leggo dagli atti che ci sono stati inviati che sia noi sia il concessionario siamo parte lesa. C'è la massima disponibilità nel fornire agli inquirenti la documentazione richiesta volta a far luce sui presunti appalti truccati sui quali indaga la Procura di Gorizia. Il capo della struttura di progetto della pedemontana veneta, l'ingegner Elisabetta Pellegrini, l'ha anticipato alla stampa durante l'incontro a Palazzo Balbi, convocato per fare il punto sull'avanzamento dei lavori della più grande e importante opera cantierata in Italia. Il materiale di interesse si riferisce ad atti post 2015, cioè a gare svolte dagli operatori economici del settore. La Regione del Veneto, io rilevo che in questo momento non ha mai fatto per pedemontana gare per quanto riguarda lavori stradali, se non la principale relativa ovviamente alla concessione per la costruzione e la gestione, e lo stesso concessionario non ha mai fatto gare per assegnare all'esterno l'esecuzione di lavori. Si è limitato fino ad oggi a fare contratti di subappalto entro il 30% come previsto dalla normativa. Un passaggio dovuto nel prosieguo dell'indagine della magistratura goriziana che non inficia l'iter dei lavori. Questi ultimi procedono da cronoprogramma che ha nel 2020 la bandiera a scacchi. L'investimento previsto di 2.258 milioni di euro è già stato speso per il 55% a un ritmo di 30 milioni di euro al mese di produzione lavori. Tutte le procedure di esproprio saranno concluse nel 2019. L'unico punto critico al momento resta l'innesto con la 27 a Spresiano, che sarà realizzato dopo lo spostamento delle stazioni di servizio Piave Est e Piave Ovest, sostituite da Sile Est e Sile Ovest. Posticipata prudenzialmente nel mese di gennaio l'inaugurazione annunciata per il 4 dicembre del tratto della A31 fino a Breganze. Abbiamo dei problemi per il 4 di dicembre perché dobbiamo risolvere alcuni aspetti di carattere informatico per mettere in connessione pedemontana col resto del sistema autostradale del mondo. Notizia positiva, chiosa la Pellegrini, è quella del dissequestro finalizzato alla messa in sicurezza della Galleria di Malo e che lascia sperare di poter, congiuntamente alla variante di Vallugana, recuperare gran parte dei ritardi accumulati. Sciopero di 24 ore della sanità a Padova, alla manifestazione regionale per denunciare tutte le difficoltà di un settore che, sostengono i manifestanti, ha subito troppi tagli. Sentiamo. Di questo sciopero ne avrebbero fatto volentieri a meno e si scusano con i pazienti per la giornata di disagi, ma medici, veterinari e dirigenti sanitari hanno deciso di scioperare a livello nazionale per 24 ore, anche in Veneto, per denunciare tutto ciò che non va nel settore. Blocco del nostro contratto da 10 anni, dal definanziamento del servizio sanitario nazionale, dalla privatizzazione crescente del sistema pubblico del servizio sanitario nazionale e regionale,
la mancanza di giovani medici all'interno degli ospedali, la mancanza di borse di studio che consenta un ricambio, o meglio un'insufficienza delle borse di studio che consenta un ricambio generazionale. Il Veneto rimane orgogliosamente una terra d'eccellenza anche nel campo della sanità, ma, denunciano i manifestanti, dopo 15 anni di tagli a livello nazionale la situazione sta diventando difficile anche qui. La sanità veneta lavora bene, ci cerca di migliorare continuamente, ma mancano i soldati. Mancano le persone, la gente purtroppo non viene a lavorare. I turni di lavoro sono massacranti, c'è gente che lavora sempre di più. Il sistema sanitario del Veneto è sicuramente classificato come d'eccellenza, peccato che abbia avuto una perdita in questi ultimi anni di 1.300 medici su 7.000 che lavorano a livello degli ospedali e questo causa anche una penalizzazione per quelli che sono rimasti a lavorare. Infatti sempre più negli ospedali ci sono medici che girano a fare prestazioni soprattutto per anestesia, rianimazione, pronto soccorso, pediatria e ginecologia in altri posti in carenza. La sede dell'azienda Zero a Padova è il teatro della manifestazione regionale, ma il messaggio è diretto a Roma. Finanziamenti, assunzioni e rinnovo del contratto sono le 3 richieste principali al governo per migliorare il servizio ai cittadini. In un periodo in cui si parla di reddito di cittadinanza abbiamo delle persone, in Veneto sono 350.000 che rinunciano a curarsi e questo secondo noi è molto grave. Ed è alta la partecipazione allo sciopero nazionale dei medici nelle unità territoriali di Venezia, Mestre, Chioggia, Dolo e Mirano, precisa in una nota la CGIL, una delle sigle aderenti all'astensione nel veneziano. Una sala operatoria su 4 è rimasta chiusa, così come si sono fermate le radiologie. La partecipazione allo sciopero è stata pari al 70% per una protesta che ha voluto affermare le difficoltà per la carenza di personale sul territorio, oltre al mancato rinnovo del contratto di settore che è fermo da 10 anni. A poco più di un mese dal Natale la questura si è già attivata per mettere in campo le misure di controllo e sicurezza del territorio. Sentiamo. Con l'avvicinarsi del Natale e degli eventi di festa in centro storico e terraferma si pensa già alle misure di sicurezza da adottare, che, dichiara il questore Gagliardi, non saranno differenti da quelle adottate lo scorso anno, visto l'eccellente risultato. Le stesse che sono state attuate l'anno scorso, perché il livello che abbiamo raggiunto è il top, è il massimo sui livelli di sicurezza, l'impiego del personale di tutte le forze di polizia e con la partecipazione anche dell'esercito con i loro lagunari sarà al massimo livello, quindi possiamo dire di essere sereni. Nulla di nuovo dunque sul fronte sicurezza per il Natale 2018 e così almeno per ora anche per quanto riguarda l'antiterrorismo. Non ci sono misure particolari perché al momento non abbiamo nessun alert in questo senso, per cui attueremo i soliti servizi ormai collaudatissimi col personale altamente specializzato delle UOPI, della Polizia di Stato e delle SOS dei Carabinieri. Parliamo ora del tram di Mestre, perché la produzione in Francia si ferma e con essa a lungo andare anche il tram, dal momento che non ci saranno più pezzi di ricambio. Sentiamo. Per il tram non c'è pace, ora rischia anche di restare senza i pezzi di ricambio. Il gruppo Alstom ha annunciato che dal 2019 cesserà la produzione. Ciò significa che con i mezzi attuali l'usura porterà il siluro rosso a spegnersi definitivamente entro il 2036, mentre il gruppo AVM sta continuando a pagare 455.000 euro al mese per estinguere il mutuo acceso per l'acquisto del mezzo con rate ancora per 30 anni. Una delle possibilità è puntare sugli artigiani del territorio, che hanno cominciato a realizzare alcune parti dei vagoni, ma non è sufficiente. Si spera anche nell'eventualità che prossimamente nuove aziende diano il via alla produzione di tram compatibili con la rete mestrina. È chiaro che le garanzie sono insufficienti. Per questo l'assessore comunale alla mobilità Boraso ha annunciato che la direzione di AVM con i colleghi che gestiscono il tram di Padova chiederà un incontro urgente con i vertici dell'azienda per avere chiarimenti. Finora il sistema monorotaia non ha preso piede e solo 7 città l'hanno adottato in tutto il mondo, oltre a Mestre, Padova, Clermont-Ferrand e Parigi in Francia, in Colombia e Shanghai in Cina. Un sistema completamente diverso da quello tradizionale, con i convogli che procedono vincolati su una rotaia ma con ruote gommate.
Per lavori di manutenzione del verde, il raccordo della tangenziale di Venezia e Mestre sarà chiuso in carreggiata ovest da domani sino a domenica dalle 7 alle 17. Il traffico sarà deviato verso la rotatoria milanese. Regolare invece la circolazione in carreggiata est direzione Venezia. In caso di rallentamenti o incolonnamenti, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali di avvicinamento alla zona. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione di Venezia dei TG di Antenna 3. Parliamo ora del tempo, perché quello che ci attende sarà un weekend caratterizzato dall'instabilità, con una costante di cielo nuvoloso, nuove raffiche di vento, freddo a partire dalla prossima settimana. Sentiamo l'esperto. Una perturbazione abbandonerà la nostra regione, portando ancora delle piogge abbastanza diffuse su tutte le zone, tutte le province. Nel corso del pomeriggio tenderà a migliorare con precipitazioni via via in esaurimento. La giornata di domenica partirà nel segno del bel tempo, però con la possibilità della formazione di qualche nebbia o foschia, in particolar modo sul Veronese. Nel corso del pomeriggio tenderà nuovamente a peggiorare dalle zone meridionali e zone orientali, con cielo molto nuvoloso e qualche pioggia lungo le coste. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, con valori massimi in pianura fino a 14-15 gradi e valori minimi attorno ai 6-8 gradi. La prossima settimana partirà all'insegna di un cielo molto nuvoloso o coperto, con scarse precipitazioni. Da martedì pomeriggio e sera tornerà a soffiare la bora, anche impetuosa, fino a 50-60 km/h di intensità. Il cielo si coprirà nuovamente, le precipitazioni saranno scarse. Nei giorni successivi le temperature caleranno di 4-5 gradi, ma tornerà il sole su tutta la regione. Confindustria Venezia lancia il modello Juventus Stadium per la realizzazione del nuovo stadio del Venezia Calcio. Acquistando una murrina, tifosi, imprenditori e cittadini potranno finanziare la realizzazione dell'opera. La murrina sarà realizzata da Confindustria Venezia e rappresenterà i momenti più significativi degli arancio-nero-verdi. Ed era questa l'ultima notizia. Uno sguardo alla nostra programmazione serale ora, perché dopo i TG torna 20:10. Questa sera si parlerà del film presentato ieri, Foibe, il sangue dimenticato. In studio Elena Donazzan, assessore all'istruzione della Regione del Veneto, e Italia Giacca dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ed è davvero tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi. Le previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo instabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 24 novembre. Sul Veneto prevale l'instabilità, con qualche pioggia a carattere sparso, possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni in via di attenuazione ed esaurimento col passare delle ore. Entro la serata sarà in genere asciutto ovunque. Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti sarà il maltempo a prevalere, con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente anche di moderata o forte intensità. Migliorerà entro la nottata con piogge in attenuazione. Temperature stazionarie con minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione il tempo risulterà perturbato, con piogge e locali temporali piuttosto diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Rovesci via via più deboli col passare delle ore e in esaurimento entro la nottata. Temperature minime tra 5 e 8 gradi.
massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.